Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la 12ª puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo di trasmissioni su Radio Cooperativa Padova dedicate alla salute mentale. Io sono Anna Gatti, sono dell'AIDSAM di Padova. Oggi parliamo dei gruppi di automutuo aiuto, in particolare dell'esperienza dei genitori insieme di Genova. L'associazione Genitori Insieme di Genova è un'associazione di genitori che si trovano in difficoltà con i figli adolescenti e anche più cresciuti e che non si danno per vinti. I loro figli hanno problemi comportamentali, quasi sempre associati ad atteggiamenti problematici, se non a rischio, verso alcol, sostanze stupefacenti, gioco d'azzardo, utilizzo dei social e del computer, eccetera. Questi genitori si incontrano settimanalmente in gruppi di automutuo aiuto, per condividere e confrontare le esperienze, sostenersi, rinforzarsi, con l'obiettivo di recuperare le competenze educative, le loro competenze educative e il loro ruolo. Abbiamo invitato per parlarne praticamente tutto il direttivo dell'associazione. C'è Attilio Traverso. Buonasera Attilio. Ciao. Ciao Attilio, che è il presidente appunto di questa associazione, dell'Associazione Genitori Insieme di Genova. Poi c'è Maria Colaretta. Buonasera. Ciao Maria. Ciao Maria. A tutti. Adolfo Parodi, anche lui vicepresidente. Ciao a tutti. Gino Duchi, che è il segretario. Buonasera a tutti. Ciao Gino. E infine Nadia Criscione, che è consigliere. Buongiorno a tutti. Buonasera, buongiorno Nadia. Insieme a me per fare le domande Fiorenza Berengan. Buonasera Fiorenza. Buongiorno a tutti, buonasera. Buonasera. Che da alcuni anni fa parte dell'AIDSAM di Padova e coordina il gruppo di autoaiuto degli utenti appunto dei servizi psichiatrici che afferiscono a Padova e provincia. Inoltre volevo ricordare che questa trasmissione partecipa al progetto Distanti ma Vicini in Rete per la Salute Mentale, che è finanziato dalla Regione Veneto con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e insieme all'AIDSAM di Padova partecipano a questo progetto Distanti ma Vicini anche Itaca Padova Onlus, Alice per il disturbo del comportamento alimentare e la sezione AIDSAM di Verona. Va bene, do la parola a Fiorenza che inizierà appunto a porre delle domande. Va bene, grazie. Di nuovo buongiorno a tutti. Dunque oggi ci troviamo a porre la nostra osservazione su questa esperienza che fa la Genova, alcuni genitori della città di Genova che si sono riuniti in una esperienza per fare un'esperienza molto molto interessante, un'esperienza di gruppi di automutuo aiuto per i genitori, come diceva la Anna prima nella presentazione. Allora le prime domande che vorremmo porre sono quelle proprio che chiariscono il profilo dell'esperienza dell'associazione, e cioè come è nata questa esperienza dei vostri gruppi, da quante persone è in media formato un gruppo, quanti gruppi di genitori fanno capo alla vostra associazione e ogni quanto vi incontrate, che regole ci sono, insomma un profilo, una definizione una fotografia della vostra esperienza di oggi. Allora, posso cominciare a rispondere io a un primo frammento di domanda? Allora, al primo frammento rispondo. L'associazione Genitori Insieme è nata nel dicembre 1999 su un'idea del dottor Giorgio Schiapacasse, psichiatra e responsabile del CERT della ASL 3 genovese, la ASL che copre l'intero territorio della città di Genova. Il dottor Schiapacasse che aveva proposto di estendere ai genitori di adolescenti in difficoltà la metodologia già in uso da anni, da tempo, nel problema degli alcolisti, cioè la metodologia della partecipazione a gruppi di automutuo aiuto, ispirata al sistema ecologico-sociale, appunto da anni in vigore per gli alcolisti. Dal 2002 Genitori Insieme
è regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato di Regione Liguria e nel 2019, in ordine alla legge di riforma del terzo settore, ha assunto una nuova denominazione che è Genitori Insieme ODV, dove l'acronimo ODV sta per Organizzazione di Volontariato. E quanti sono i gruppi che fanno parte di questa esperienza, gruppi di automutuo aiuto in questo momento? Posso provare un attimo a rispondere io? Sì. Allora, direi che abbiamo due. Una prima cosa è i gruppi, come sono composti, come sono costituiti. Allora, tipicamente la quantità di persone che partecipa a un gruppo è variabile, ma naturalmente esiste un limite massimo perché deve essere obbedito per fare in modo tale che durante quelle 2 ore circa di riunione che avvengono settimanalmente si possa avere tutti quanti l'occasione di parlare. Per cui noi tipicamente abbiamo dei gruppi che sono costituiti da 10-12 famiglie in totale. Quando parlo di famiglie, naturalmente intendo sia genitori single, sia genitori eventualmente separati, sia famiglie che partecipano con entrambi i genitori. Il totale quindi delle persone massime di un gruppo può essere 12, 14, massimo 16, perché poi davvero altrimenti non si riesce più a parlare. La situazione attuale dei gruppi in questo momento... Scusa un attimo Gino, 12-14 coppie quindi? No, 12-14 persone, abbiamo detto 10-12 famiglie, ma tenendo conto che nella famiglia difficilmente partecipano entrambi i genitori ai gruppi, a questo punto come dico 12-14 persone massimo, ma al limite anche 16 qualche volta quando il gruppo riesce a essere particolarmente disciplinato. E uscendo dai gruppi e tenendo conto dei gruppi di scusa, genitori. E quanti gruppi sono? Quanti gruppi allora, sono? I gruppi in questo momento noi abbiamo 12 gruppi all'interno del territorio urbano di Genova e poi abbiamo anche altri 3 gruppi in quella che, vabbè, diciamo per essere più comprensibili, per mantenere la vecchia accezione, all'interno della provincia di Genova. Quindi siamo un totale di 15 gruppi. Il massimo che noi abbiamo raggiunto è stato di 17 gruppi, quindi nella nostra esperienza abbiamo un gruppo che si è chiuso e un gruppo che è in sospeso. Cosa vuol dire in sospeso? Vuol dire che i locali sono ancora disponibili, ma al momento non ci sono genitori. Quindi se capitano dei genitori, il gruppo è pronto per riaprire. Ho capito. Ogni quanto vi incontrate? Qual è la tempistica vostra negli incontri? Dunque, e che regole avete? Ci incontriamo una volta alla settimana per una durata di circa 2 ore in locali che ci vengono offerti da parrocchie piuttosto che dai municipi. E le regole che ci sono quelle di civile convivenza, nel senso c'è il rispetto, non si fuma, non si parla male. E poi più che regole noi abbiamo i nostri principi. Dimenticavo, la riservatezza, questa sì è una regola da rispettare assolutamente, perché quello che viene detto all'interno del gruppo deve rimanere all'interno del gruppo, non vanno diffuse le informazioni, le cose che i genitori dicono non vanno dette all'esterno, soprattutto non vanno dette ai nostri figli, non va raccontato nulla ai nostri figli di quello che si dice lì dentro, anche perché molto spesso, viste le abitudini che hanno, si conoscono tra di loro e potrebbero passare, così diciamo, al contrattacco. Questo. Ho capito. E come si entra nel gruppo? Se un genitore volesse conoscere la vostra esperienza e volesse entrare nel vostro gruppo, far parte e usufruire della vostra bella esperienza.
Sì, ci sono diversi motivi e diverse modalità attraverso le quali il genitore entra nel gruppo. Solitamente i genitori si avvicinano ai gruppi, quindi alla nostra associazione, su consiglio di operatori sanitari o sociosanitari che sono a conoscenza delle problematiche dei relativi figli. Oppure si avvicinano dietro un consiglio di altri genitori che hanno già partecipato o che stanno partecipando al lavoro nei gruppi. E infine perché sono attratti o interessati dalle iniziative di sensibilizzazione che periodicamente svolgiamo sul territorio. In modo preliminare all'ingresso nel gruppo dei genitori, si svolge un colloquio con il facilitatore di quello specifico gruppo. Facilitatore che illustra ai richiedenti l'ingresso i concetti base dell'automutuo aiuto e del sistema ecologico-sociale, cioè della metodologia sulla quale si lavorerà all'interno del gruppo. E illustra anche lo spirito e le modalità di lavoro nell'ambito del gruppo, che come ha detto Maria sono rispetto, riservatezza e ascolto. Ho capito. E poi si entra naturalmente, sì, ogni settimana si viene invitati ad andare. C'è una, scusate, c'è una quota per far parte dell'associazione, mi sembra ovvio, ma anche per usufruire di questo servizio, o come lo inquadrate all'interno dei vostri regolamenti, questa presenza richiesta? A quanto costa, insomma, quanto costa entrare nel gruppo? Sì, allora, il tesoriere ci risponde. Quello che voglio dire, io tendo a rispondere un pochino così, visto anche il mio ruolo di segretario, alle domande prettamente organizzative. Quindi scusate se entrerò tutte le volte che si parla di queste cose qui che riguardano molto l'organizzazione e la struttura dell'associazione. Allora, la frequenza dei gruppi è gratuita. I gruppi si riuniscono nella maggior parte dei casi in locali che ci sono offerti da terzi. Questi terzi a volte sono delle strutture pubbliche, tipo i municipi, a volte sono delle strutture private o organizzazioni private. Quindi in qualche caso, quando si tratta soprattutto di organizzazioni private, anzi soltanto nel caso di organizzazioni private, i gruppi si sentono di contribuire in maniera veramente molto modesta a quelle che sono le spese dei locali, quindi riscaldamento, energia elettrica e così via. Quindi si chiede ai genitori del gruppo di autotassarsi un minimo per poter in qualche modo compensare chi ci ospita di quelle che sono le sue spese vive. Poi se i genitori vogliono contribuire all'associazione, alle finanze dell'associazione, possono anche dare un contributo. Noi abbiamo comunque deciso che proprio per evitare disparità che potrebbero essere davvero fastidiose, comunque abbiamo messo un limite a questo contributo e diciamo che ogni genitore, se vuole, può contribuire con un massimo di 5 euro al mese a persona a quelle che sono diciamo, le finanze dell'associazione. Oltretutto i gruppi sono assolutamente autonomi in questi tipi di gestione. Ad esempio ci sono diversi gruppi che hanno una caratteristica particolare, cioè all'inizio del gruppo viene messo sul tavolo un bussolotto per poter mettere dei soldini, quelli che arrivano ci mettono 1 euro, 50 centesimi, 30 euro, niente. Non importa, ognuno secondo quello che si trova in quel momento di disponibilità. Dopodiché, da quanto viene raccolto, viene detratta la parte che serve nel caso ci sia per compensare le spese di chi ci ospita e tutto quello che rimane viene versato nelle casse dell'associazione. Per quanto riguarda l'iscrizione invece no, non è assolutamente necessario iscriversi perché siamo un'associazione la cui frequenza dei gruppi è libera ed è anche anonima. Quindi se uno frequenta un gruppo è sufficiente che si presenti con il proprio nome e questo ci basta. Se però la persona ha interesse a essere informata di quelle che sono
le iniziative dell'associazione, allora gli chiediamo naturalmente di lasciare un numero di telefono se vuole e un indirizzo di email per poter essere contattato, e in questo caso naturalmente ci deve firmare anche la liberatoria per quanto riguarda la protezione dei dati. Nel tempo, quando un genitore nella propria esperienza ritiene di voler contribuire un pochino in maniera più fattiva a quella che è l'associazione, allora può decidere di iscriversi e quindi eventualmente darci un aiuto in quelle che sono le nostre iniziative. Ho capito. Quindi quando una persona arriva lì a tutta questa organizzazione ben congegnata da voi e dalla vostra esperienza, ma arriverà anche con delle aspettative. Quali sono le aspettative che voi rilevate che si portano dietro questi genitori? Che cosa vorrebbero ottenere? Cosa si pongono come aspettativa proprio? Ma sì, direi nella tua domanda distingo due aspetti: gli obiettivi che si pone l'associazione e le aspettative che invece porta con sé il genitore che entra a far parte dei gruppi. Allora, il primo obiettivo che si pone l'associazione Genitori Insieme e del gruppo nello specifico che accoglie un nuovo genitore, è quello di fornire accoglienza e sostegno a questo genitore che è in difficoltà, come sappiamo e come si denuncia lui stesso, nel rapporto con i propri figli, a loro volta in preda al disagio. L'obiettivo quindi è quello di fornire accoglienza, sostegno all'inizio, per tramutarsi poi in una risorsa che accompagna questo genitore fuori dalla difficoltà, dalla solitudine, dall'isolamento in cui spesso viene a trovarsi il genitore di un figlio problematico, e accompagnarlo nel cammino del gruppo che è basato sul metodo ecologico-sociale. In questo cammino si tende a risolvere, a individuare e risolvere i propri disequilibri che ogni persona porta con sé, ma che non sono disequilibri solo della persona, si traducono nei disequilibri nel rapporto col mondo circostante la persona e quindi con l'ambiente ecologico-sociale che la circonda. Una volta risolti o resettati i propri disequilibri, il genitore riesce ad aumentare la propria autostima, a riassumere quel senso di responsabilità e fiducia nelle proprie risorse che aveva perso cammin facendo per via delle difficoltà suddette. Quindi questo è l'obiettivo che abbiamo noi: fornire accoglienza, diventare una risorsa e fare in modo che il genitore acquisisca responsabilità, senso di partecipazione e fiducia nelle proprie risorse e capacità. Che aspettative ha il genitore quando entra nel gruppo? Banalmente, la prima aspettativa che ha è quella di trovare una soluzione ai problemi che lo angosciano e che lo affliggono. E quindi cerca a volte una medicina miracolosa, una parola magica, un qualcosa che risolva d'amblè il problema. In realtà, facendo il cammino all'interno del gruppo, riacquistando il proprio empowerment, la propria forza, trovando, e questo lo fa anche perché trova nel gruppo e durante il suo cammino ascolto, rispetto, condivisione soprattutto dei problemi. Una volta riacquistata la propria forza e fiducia, il genitore si rende conto di poter essere una risorsa non solo per se stesso e per il suo ristretto ambito familiare, ma anche per il suo prossimo. Questa è l'aspettativa che viene a seguire nel tempo. Genitore che dall'aspettativa di risolvere un problema a poi traduce in sé un'aspettativa di poter diventare a sua volta una risorsa per gli altri. È un sistema che si mette in moto. E questo spiega anche il motivo per cui i vostri gruppi sono cresciuti, insomma, no? Mi sembra, perché siete riusciti a creare una situazione in cui i genitori poi hanno acquisito una competenza e una sicurezza di sé per poi diventare a loro volta delle persone che aiutano.
no? Sì, così succede, spesso succede, sì, certamente. Quindi tornando a quello che dicevi prima e focalizzandoci sulle persone ai componenti del gruppo, voi avete potuto notare un cambiamento nel comportamento o gli stessi genitori vanno a esplicitare quelli che sono dei passi in avanti, delle passi verso un maggiore equilibrio attraverso la vostra esperienza? L'avete potuto, ne parlate, è stato evidenziato questo? Un cambio di comportamento, un atteggiamento nuovo verso l'affrontare le proprie problematiche. Sì, scusate, non mi si attivava l'audio e quindi non riuscivo a rispondere. Il cambiamento è evidente in tutti i genitori, anche perché in quel momento in cui si inizia questo rapporto con il gruppo, una persona acquista un po' più di sicurezza, un po' più diciamo, di piacere a risolvere, cioè a confrontarsi con gli altri. Ecco, tanto c'è questo passaggio dalla solitudine al sentirsi compresi, e quindi questo aiuta sicuramente, rafforza il genitore nella sua esperienza. Per cui il cambiamento è abbastanza evidente da subito, perché all'inizio magari ci si sfoga anche così un po' in maniera così irrazionale alle volte, perché dipende da quali problemi poi il genitore sta affrontando, quindi in certi momenti c'è proprio tanta confusione nei genitori. Pian piano parlando, questo, diciamo, c'è una sorta di calma, no? Anche l'andamento settimanale che fa sì che una persona rifletta su quello che gli sta accadendo, sul rapporto con gli altri, eccetera, lo avvicina sicuramente un po' più a se stesso, un po' più alla comunità, diciamo comunque all'insieme anche dell'associazione, nel confronto con gli altri, quindi questo sicuramente lo fa cambiare, quindi fa cambiare atteggiamento verso il suo problema. Poi ovviamente i problemi non si risolvono in un attimo, molto spesso le problematiche vanno avanti per molto tempo, a volte neanche si risolvono completamente, però il genitore in effetti ha un approccio sicuramente diverso di fronte ai suoi problemi e anche di fronte a se stesso. Questo sicuramente lo vediamo proprio, lo si vede proprio come nell'atteggiamento che il genitore ha continuando a frequentare l'associazione. E infatti molto spesso poi, anche se non ha proprio risolto il suo problema, aiuta anche gli altri a risolvere il proprio, quindi diventa attivo proprio nel suo modo di vivere la situazione, invece che passivo. Ecco. Voi pensate che la vostra esperienza dei gruppi e le riflessioni che emergono e tutto il patrimonio che si sviluppa, questo potenziale terapeutico che il gruppo stesso sviluppa, possa aiutare anche altre famiglie, altri genitori che non hanno problemi di gestione di dipendenze, di problematiche collegate con ludoterapia, alcol dipendenza, sostanze stupefacenti, eccetera, insomma, difficoltà che possono capitare. Il principio del gruppo è il dialogo, sostanzialmente il dialogo e la condivisione. E ovviamente nei ragazzi, nelle famiglie e nei genitori che hanno figli con delle dipendenze, la condivisione delle esperienze negative. E non solo, anche dei passi, dei miglioramenti che poi, grazie proprio al lavoro del gruppo, ciascuno fa all'interno della propria famiglia. Ma certamente il dialogo è fondamentale, quindi penso che in qualche maniera un sistema come quello, il metodo che viene utilizzato nei gruppi di automutuo aiuto, e quindi la condivisione delle esperienze, il dividere
e cercare di sviscerare, di capire quelli che sono i comportamenti dei figli, le reazioni dei genitori, possa essere un metodo che possa essere applicato a tutte le famiglie e quindi possa contribuire, non dico a essere genitori migliori, perché non esistono genitori di prima categoria o di seconda categoria, certamente a essere genitori più consapevoli e genitori più consapevoli significa essere poi anche dei genitori più efficaci, dei genitori cioè che riescono a svolgere il loro ruolo in una maniera più consona a quello che è uno sviluppo armonico della famiglia e del rapporto coi figli. Volevo capire una cosa, scusa Adolfo. Tu quando parli di dialogo ti riferisci al dialogo tra genitori che voi fate molto e che secondo te si potrebbe essere portato anche ad altri gruppi di genitori che possono avere comunque Sì. dei dubbi sull'educazione? In questo Certo, senso, mi riferisco, diciamo che la nostra esperienza è quella della condivisione fra genitori e quindi dialogo sicuramente fra genitori per condividere le esperienze e quindi per cambiare sostanzialmente la condivisione delle esperienze, il paragone delle proprie esperienze con quelle degli altri ci fa capire meglio là dove noi dobbiamo cambiare. Ma il dialogo, cioè abituarsi a dialogare comporta ovviamente anche un miglioramento del dialogo con i figli. Il percorso da un zero dialogo con i figli attraverso il confronto delle esperienze con gli altri genitori porta poi a migliorare anche il dialogo con i propri figli. Va bene, molto interessante. Io farei una prima pausa musicale e poi dopo riprendiamo sempre con il gruppo dei genitori insieme di Genova. Grazie.